Esternamente per il pubblico il villaggio delle regioni è una sorta di fiera sui luoghi simbolo di tutta Italia e le eccellenze produttive. Ma l'appuntamento di Torino con la conferenza delle regioni e delle province autonome ha una lunga serie di appuntamenti istituzionali e l'autonomia resta un tema estremamente caldo in attesa della riforma. Il tema della perequazione infrastrutturale è una delle componenti. In ogni caso, quando si parla e si entra nel concetto dei livelli essenziali delle prestazioni, bisogna fare in modo che a tutti i cittadini siano garantiti diritti sociali e civili, da nord a sud. Questo in merito all'autonomia, perché se ne parla oggi grazie al progetto autonomista. In linea di principio, l'autonomia vuole essere un momento di aggregazione, visto che i grandi padri del federalismo e dell'autonomia dicono che il federalismo è un movimento centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo invece i centrifughi li disgrega. Il filo conduttore del Festival delle Regioni riguarda le infrastrutture nelle diverse articolazioni: mobilità, logistica, energia e ambiente. Per il Veneto impossibile non tornare sulle difficoltà operative in vista delle Olimpiadi di Cortina. L'elemento centrale del dossier è il bob, il più vecchio bob al mondo, 1908, il bob che fra l'altro rese famosa Cortina nel mondo nel 1956, prime Olimpiadi invernali. Detto questo, Bocconi, Sapienza, Ca' Foscari ci dicono che avremo un incremento di 1,5 miliardi di PIL, avremo 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi. Le Olimpiadi trascinano in maniera virtuosa tutta una serie di opere che mai avremmo fatto: 800 milioni di euro la variante di Cortina, quasi 350 milioni di euro quella di Longarone, la messa a norma dell'Arena di Verona, 18 milioni di euro totalmente accessibile, l'unico monumento di quel rango totalmente accessibile, e molto altro ancora. Per dire che se dovessimo fare il dare e avere del bilancio delle Olimpiadi, il bob, anche se ci chiedessero di macinarlo il giorno dopo e farlo scomparire, ci converrebbe sempre farlo. Dopodiché adesso siamo in una fase nella quale il mercato e le aziende disponibili per realizzare il bob sono pochissime, perché è un'opera assolutamente di alta tecnologia, e quindi il governo valuterà se andare avanti con questa negoziazione privata oppure no. Poi c'è tutta una miriade di opere accessorie, funzionali ma non fondamentali, che porta il bilancio a 100-102 milioni di euro, che sono un nuovo acquedotto che poi utilizzerà la città, nuovi spazi per la comunità che poi utilizzerà la comunità, nuova viabilità, parcheggi, il museo. Abbiamo tre stralci di museo e del Memorial Eugenio Monti che comunque vengono realizzati anche in virtù di prescrizioni della sovrintendenza. Ecco, vorrei che fosse chiaro che il totale non significa calcestruzzo per il bob, significa tutta una serie di opere.